Grazie Presidente. Il Movimento 5 Stelle ha deciso di astenersi al disegno di legge numero 59, riconoscendo da un lato le buone intenzioni e alcuni contenuti positivi del provvedimento, ma rilevando anche i limiti e criticità che ci impediscono un voto pienamente favorevole. Condividiamo l'impianto generale del testo, che pone al centro il tema dell'innovazione sociale come leva per affrontare sfide cruciali quali la crisi demografica, l'invecchiamento della popolazione, la necessità di trattenere e attrarre competenze e talenti. Tuttavia il disegno di legge presenta alcune debolezze strutturali che abbiamo evidenziato nel corso della discussione. In questo contesto il nostro voto di astensione vuole essere un segnale di responsabilità e di apertura, benché tutti i nostri emendamenti siano stati bocciati e voglio precisare che erano emendamenti ispirati a rafforzare temi importanti quali la parità di genere, la coesione, la sostenibilità ambientale e alcuni dei quali recepivano istanze che erano pervenute dalla CRPO.